Buongiorno a tutti, sempre Ufficio Associazione. Noi credevamo alla Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l'associazione di medio-piccoli azionisti più grande d'Italia. Perché il video di oggi, domenica 22 di dicembre? Per questo motivo qua. C'è una dichiarazione del Ministro dei rapporti del Parlamento, del Ministro D'Incà, dove appunto vi faccio il sunto di questa notizia. Lui dice che si è accorto del fatto che i numeri di richieste di accesso al fondo dei risparmiatori sono molto più piccoli rispetto alla platea degli aventi diritto. Bene, noi ringraziamo il Ministro per questa dichiarazione e perché si è accorto di questa situazione che per noi, ripeto, è gravissima, ok? Ma vogliamo ricordare per chi ci segue da un sacco di tempo che noi sono mesi che stiamo gridando questa cosa, che la piattaforma non corrisponde alla norma. Siamo scesi a Roma qualche settimana fa, lo sapete, siamo andati da un altro ministro importante di questo governo, abbiamo spiegato esattamente questa situazione e ci hanno garantito delle modifiche sostanziali entro gennaio, quindi ci saranno delle novità importanti, cari risparmiatori, entro gennaio. Anche il Ministro si è accorto di quello che noi gridiamo da mesi, peccato però che non più tardi di qualche giorno fa altre associazioni insieme al sottosegretario Villarosa abbiano fatto dei video e dei proclami dicendo che va tutto bene. Queste associazioni sono minoritarie e rappresentano pochissimi risparmiatori. È il sottosegretario all'economia, però è un tassello importante della nostra battaglia. Dobbiamo essere tutti quanti uniti e tutti quanti convinti di cambiare, di modificare e di fare le cose come vanno fatte. Ci dispiace che queste associazioni e il sottosegretario continuino in una linea che è nociva per il fondo e per i risparmiatori. Questo lo diciamo fermamente. Dopodiché, caro governo, lo ripeto un'altra volta, noi le spese di Natale e la cena e il piatto in tavola a Natale non lo portiamo con le promesse, ma con i soldi che speriamo e arrivino il prima possibile. Speriamo che arrivino il prima possibile insieme alle modifiche che abbiamo discusso a Roma con il ministro per cui siamo scesi qualche settimana fa e che invieremo anche ad Incà in queste ore in cui siamo in contatto, invieremo anche ad Incà sperando che arrivino le modifiche richieste, perché moltissimi risparmiatori, quasi il 90% dei risparmiatori popolari di Vicenza e Veneto Banca, hanno diritto al rimborso al 30% e vogliamo che arrivi. La piattaforma deve essere modificata, Consap deve mettersi nell'idea che la piattaforma deve rispettare la norma e soprattutto deve aiutare i risparmiatori a potersi fare la domanda in maniera serena, tranquilla e semplice. Non molleremo finché questo risultato non sarà raggiunto. A gennaio, ripeto, ci saranno novità importanti, seguiteci perché faremo anche una mega assemblea per spiegare tutte le modifiche e come farsi la domanda. Per chi ci volesse seguire o volesse maggiori informazioni, mettere like alla pagina e contattarci sulla pagina Facebook o sul sito che abbiamo noi che credevamo. Grazie a tutti e buona domenica.